Buon pomeriggio dallo stadio Negrotto di Serraricò. Sta per iniziare la gara più interessante del settimo turno di promozione A. Serraricò contro Cogoleto. Squadra di casa rinfrancata dalla vittoria mercoledì nel recupero per 4-2 contro niente meno che la Carlins Boys, che ha determinato l'esonero dell'allenatore dei sanremesi Luci. Il Cogoleto, malgrado una partita in meno, ha un punto in più del Serra, 9 contro 8, e punta a rimanere in zona playoff. Con le immagini di Luigi Pittatore possiamo partire con la gara. Attenzione alla ripartenza del Cogoleto, se ne va da Monte, la palla è buona per Craviotto, attende sulla fascia, invece no, iniziativa personale, si va a sinistra da Franzone, anticipato di un soffio da un ottimo intervento di Emanuele Burdo. Provata a servire di tacco il compagno, intanto da quest'altra parte ci prova Lobascio. Con taglio sul primo palo, ma questa volta battono corto quelli del Serra. La sventagliata sul secondo palo, l'appoggio per la rovesciata da parte di Ronco, che termina sul fondo. Ma ancora Cogoleto, qui c'è un fallo evidente da parte di Poggioli su Alessandro Damonte. Punizione interessante. Va Rondinelli, punizione per il Cogoleto direttamente in porta. Facile alla fine la parata per Luca Fuselli. Palla in mezzo, dal limite dell'area, prova la conclusione. È stato Poggioli a impegnare severamente Mancuso sulla sua destra, si distende il portiere e blocca sicuro, occasione per il Serraricò. Finisce così 0-0, un primo tempo combattuto fra Serraricò e Cogoleto, pareggio che ci sta. Non è successo molto in questo primo tempo, il match è molto equilibrato e vive solamente di qualche sporadico lampo. 0-0 il primo tempo. Partito il secondo tempo di Serraricò Cogoleto, vedremo quale sarà la squadra che avrà più forza di ottenere il vantaggio. Qualità per imbastire azioni, ma adesso Sardu fa partire il contropiede dei locali. Lobascio, è buona l'occasione per Lobascio, contrastato al momento del tiro da parte di Matteo Amos. Posizione interessante, quindi salgono lettori, prima fra tutte Emanuele Burdo. Palla in mezzo, attenzione, stop e tira, altissimo. 5 Emanuele Bianchi, non è capitata sui piedi giusti questa occasione. Intanto numero 10 prova il colpo dal limite, Mattia Sardu, ma la palla schizza alta, corpo troppo all'indietro. Risultato, palla alta e rimessa dal fondo per il Cogoleto. Si va a sinistra da Capitan Ronco, si accentra, converge, serve in verticale, Lobascio, la palla sul palo, clamoroso palo di Lobascio. Forse l'ultima occasione buona per il Serraricò. Il corner dalla destra, è buono, palla in mezzo, Burdo! Incredibile, anzi Lobascio, proprio sul triplice fischio. La manda alta di un soffio, ha schiacciato troppo questa sfera, fischia l'arbitro, finisce così 0-0 fra Serraricò e Cogoleto. Cogoleto meglio in avvio, poi quasi solo Serraricò, che ha provato più e più volte a trovare la via del gol, a trovare questo vantaggio che non è arrivato, finisce a reti bianche. Serraricò, Cogoleto 0-0. Cogoleto meglio, ma solo nei primi 15 minuti, poi cresce la distanza a Serraricò e crea molte più occasioni, ma alla fine termina a reti bianche.